Eccoci qua, andiamo, siamo pronti per una nuova puntata del nostro podcast, pronti per rispondere alle domande che voi ci mandate e che Davide Savelli, che è qui con me, organizza in puntate tematiche. Quindi cuffia, microfono. E oggi qual è il tema, Davide? Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Oggi una puntata su un personaggio importantissimo della storia che ci arriva da Mantova. Ecco ciò che chiede Veronica. Caro professore, vorrei chiederle di approfondire la figura di Giustiniano. In particolare vorrei sapere chi sono i Verdi e gli Azzurri e perché questi ultimi li chiamavano Veneti. E vorrei avere anche maggiori informazioni sulla moglie Teodora. È vero che era una prostituta? Secondo i pettegolezzi sì, ma andiamo con ordine. Allora, i Verdi e gli Azzurri. A Roma avevano, come sappiamo, un'importanza enorme le corse dei carri nel circo. Avevano un'importanza enorme perché, appunto, l'organizzazione dei giochi del circo era una questione politica di gigantesca importanza. Il popolo votava i politici che organizzavano i giochi. Gli imperatori misuravano in base all'affluenza ai giochi, agli applausi, alle acclamazioni che ricevevano dal pubblico, la loro popolarità. Quindi c'era tutto un grandissimo investimento economico, ma anche proprio un enorme investimento di immagine. Ecco, diciamo che l'impero romano era davvero già un mondo in cui la politica era innanzitutto immagine. Poi gli imperatori potevano fare cose buone o meno, ma era importantissimo che questi aspetti della vita collettiva vedessero al centro un grande sforzo dell'imperatore per offrire al popolo giochi meravigliosi. E esistevano le squadre. Esistevano 4 squadre fondamentalmente che avevano dei colori distintivi. E quindi erano i rossi, i bianchi, i verdi e gli azzurri. E gli azzurri si chiamavano Veneti in greco, ma perché la parola indicava l'azzurro, proprio in particolare. Gli altri nomi delle squadre tradotti in greco hanno dei nomi che corrispondono proprio al colore specifico e ci sono testi che raccontano anche quali erano i simboli e le divinità protettrici di queste squadre. E allora i bianchi erano devoti all'inverno, per esempio, ovviamente. I verdi erano devoti alla primavera e quindi anche alla dea madre terra che fa rinascere i germogli verdi, no? Ogni anno. I rossi erano devoti al dio Marte, dio della guerra e del sangue e del fuoco. E invece gli azzurri erano devoti al cielo e al mare. E quindi qui è chiarissimo che effettivamente il loro nome indica un colore. Anche se devo dire fra parentesi che la storia dei nomi dei colori è tutta una faccenda di per sé interessantissima, e che in particolare il blu, che a noi sembra un colore così ovvio, invece in tutte le lingue antiche non ci sono parole ben precise per designarlo, ecco. Anche proprio questa parola Veneti nelle fonti greche antiche si trova ogni tanto, ma quasi sempre per indicare la squadra. Ecco, non ci sono molte altre fonti che ci dicano di altri usi di questa parola. Però nell'insieme, appunto, Veronica, siamo tutti abbastanza d'accordo che indicava, nella percezione della gente, indicava quel colore. Ora, le squadre erano delle potenze. In un mondo in cui i giochi del circo erano così importanti, le squadre venivano sovvenzionate dallo Stato, pagate dall'imperatore e i capi delle squadre, i capi degli ultra erano personaggi, come dire, che contavano nella vita dell'impero romano. Le squadre erano 4, pare che l'imperatore Domiziano abbia cercato di crearne altre 2 che sarebbero state quelle con i colori dell'imperatore, la porpora e l'altra sarebbe stata la squadra color oro, ma la cosa non ha funzionato in realtà. Le squadre erano 4. Col tempo si riducono a 2. Nella Bisanzio di Giustiniano, nel VI secolo, in quell'impero che noi chiamiamo bizantino, ma che ovviamente è l'impero romano a tutti gli effetti, in quella Bisanzio che ufficialmente si chiama Costantinopoli e che è la nuova Roma, c'è l'ippodromo, e tuttora a Istanbul ci sono i resti dell'ippodromo, sono uno dei posti che si visitano, no? nella città. E le squadre al tempo di Giustiniano si sono ridotte a 2, appunto. Sono i verdi e sono gli azzurri. Ed essendo solo 2, ovviamente sono ferocemente ostili e hanno una presenza enorme nella città. Tutti in città sono tifosi dell'una o dell'altra squadra, tanti sono in qualche modo affiliati, le squadre danno lavoro a un sacco di gente per l'organizzazione appunto dei giochi, delle corse e così via. E gli imperatori devono tenersi a galla
mostrando il loro favore un po' a una squadra, un po' all'altra, ma cercando di tenersele buone tutte. E chiunque abbia degli scopi politici in città, chiunque voglia organizzare una cordata, chiunque voglia fare manovre politiche sotto banco, deve avere contatti con i capi degli ultrà, perché loro manovrano la folla. E soprattutto, appunto, un po' mi ripeto, ma deve essere ben chiaro, l'impero romano è un impero di grandi celebrazioni pubbliche. È il momento più importante in assoluto dell'incontro fra l'imperatore e il suo popolo, quando si registra la temperatura dell'opinione pubblica e quando l'imperatore entra nell'ippodromo per dare il via ai giochi e viene acclamato dal popolo, e viene acclamato secondo un rituale particolare, è tutto prescritto dall'etichetta. Quante volte si deve proclamare il suo nome, tutti insieme, tutti gridando, augurandogli 100 anni di vita, che Dio ti protegga. Ecco, prima gli dei quando erano pagani, poi Dio con Giustiniano nel VI secolo. E i rari casi in cui, quando un imperatore entra nel circo o nell'ippodromo, il popolo sta zitto o peggio ancora fischia, ecco, allora vuol dire che per quell'imperatore si sta mettendo malissimo. E il popolo chi lo manovra? Come oggi sono i capi degli ultrà che danno il via alla ola o al lancio dei fumogeni, e quindi sono di nuovo personaggi importantissimi. Nella storia dell'impero di Giustiniano un momento cruciale è il momento in cui a Costantinopoli scoppia una rivolta che è diretta proprio dalla fazione con cui l'imperatore in quel momento è in cattivi rapporti, cioè i Verdi, e questa rivolta è passata alla storia come la rivolta di Nica. E che cos'è questa parola Nica? La parola Nica è l'imperativo del verbo greco che vuol dire vincere, ed è il grido con cui la folla dei tifosi incitava l'auriga della sua squadra. Nica, Nica, vinci, 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 vinci. Quel giorno all'ippodromo, dal grido della folla dei tifosi, nascono poi grida sovversive e scoppia la rivolta. E Giustiniano e sua moglie Teodora faranno una gran fatica, appunto, e dovranno ridimensionare drasticamente a quel punto l'importanza delle due fazioni. Quanto a Teodora, che è un personaggio di altissimo rilievo, cioè lei e Giustiniano sono una coppia che governa insieme, e lei è certamente una donna di straordinario polso e straordinario talento politico. Ovviamente hanno dei nemici e, come dire, la doppiezza degli storici di corte non si vede mai così bene come nel caso dello storico di corte di Giustiniano e Teodora, Procopio di Cesarea, grande intellettuale, grande scrittore greco del VI secolo, il quale scrive una serie di opere ufficiali: la guerra di riconquista con cui Giustiniano ha riconquistato l'Italia, la guerra con cui ha riconquistato l'Africa contro i Vandali, celebrando le grandi imprese dell'imperatore. Un'opera sulle grandi costruzioni, i grandi edifici pubblici che il grande imperatore Giustiniano ha costruito. E poi Procopio scrive un'opera non destinata alla pubblicazione, che infatti si chiama La storia segreta, che si tiene nel cassetto, dove racconta che Giustiniano era un buffone, un cialtrone, un omiciattolo, un deficiente totale, si faceva comandare dalla moglie, e la moglie a sua volta era un'ex prostituta e come moralità non era mai salita più in su delle origini, figlia di uno che lavorava nel circo, gente spregevole, si esibiva nuda, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è l'origine, appunto, della notizia secondo cui Teodora, prima di diventare imperatrice, aveva fatto altre cose nella vita. Dobbiamo credere a Procopio? Purtroppo non abbiamo tanti termini di confronto. Diciamo che quella era una società molto libera, dove potevano succedere tante cose. E su Giustiniano abbiamo Luigi da Bosco Trecase, provincia di Napoli, che ha un altro quesito, leggo. Ci terrei molto a conoscere il suo pensiero sull'imperatore Giustiniano, indubbiamente figura storica di rilievo, ma a mio avviso una vera e propria sciagura per il nostro paese. Impegnò tutte le risorse del suo impero a spazzar via dall'Italia gli Ostrogoti, che avrebbero potuto garantire un periodo certamente più radioso alla nostra penisola e forse addirittura garantirle un ruolo centrale nella storia successiva del continente, che fu invece assunto dal regno dei Franchi. È tutto vero, è tutto vero, Luigi, salvo che, come dire, è un po' difficile criticare un imperatore romano
perché a un certo punto, verso la fine delle invasioni barbariche, decide di provare a riconquistare i territori che sono stati occupati dai barbari. E in questo senso Giustiniano è un imperatore, è uno di quelli che passano alla storia come grandi sovrani perché ha un'ampia visione. Concepisce vasti programmi, come diceva il generale de Gaulle, e in parte anche riesce ad attuarli. Giustiniano effettivamente riconquista non soltanto l'Italia distruggendo il regno degli Ostrogoti, ma anche l'Africa, abbattendo il regno dei Vandali, ricostituisce un impero romano. Vero che dura poco, perché poi arrivano altre invasioni, in Italia i Longobardi, però appunto di per sé è difficile rimproverarlo per questo, se uno condivide, diciamo, le premesse su cui si basa la storia degli imperi, di solito. Detto questo, però, è verissimo che si conosce forse troppo poco in Italia questa guerra di riconquista di Giustiniano, raccontata appunto dal pettegolo Procopio di Cesarea nel suo libro sulla guerra gotica, perché questa guerra, che dura 18 anni, dal 535 al 553, è una guerra assolutamente devastante per l'Italia. L'invasione dell'esercito, che è tecnicamente è l'esercito romano che viene a liberare la penisola dai barbari. In pratica i barbari la governano ormai da mezzo secolo, si sono ben integrati, l'Italia sostanzialmente sta bene sotto il governo dei Goti e l'esercito romano che sbarca sulle coste italiane è un esercito straniero. Non per niente si dice la guerra greco-gotica, perché l'esercito romano mandato da Giustiniano è un esercito che parla greco, oltre che armeno, arabo, siriaco e ogni altra lingua tranne il latino. E questa guerra è una guerra veramente devastante perché i Goti resistono in tutti i modi e i bizantini conquistano delle città e i Goti le riprendono. Città come Milano o Roma sono assediate 1, 2, 3 volte nel corso della guerra e quando vengono prese vengono rase al suolo, la popolazione è sterminata. È lì che muore la Milano antica, che era stata una grandiosa metropoli dell'impero romano e di cui resta poco in realtà. Ma è lì che muore anche Roma, che viene conquistata dai Goti appunto ben 2 volte e di fatto spopolata. È lì che Roma si riduce a poche decine di migliaia di abitanti contro il 1.000.000 che aveva al tempo di Augusto. E l'intero paese è devastato, le città sono abbandonate, i villaggi ripiegano sulle colline e veramente l'economia dell'Italia viene rasa al suolo. È lì che finisce il mondo antico in Italia, non con le invasioni dei Goti che appunto avevano bene o male mantenuto il modo di vita antico. E quindi sì, certo, è bello ragionarci su. Un grande regno cristiano, se fossero diventati cattolici, perché erano eretici, ariani, i Goti. Il grande punto di forza dei Franchi è che sono cattolici invece, quindi alleati col Papa e insomma la centralità dei Franchi e poi della Francia nella storia medievale non è un caso. Però se i Goti fossero diventati cattolici, avessero sconfitto Giustiniano e un grande regno italiano governato dai Goti fosse rimasto, allora sì, magari la storia del mondo sarebbe stata diversa. C'è poi Andrea, invece, che è affascinato appunto da un avversario di Giustiniano, Totila, e scrive: il suo breve regno si caratterizzò, se lo interpreto correttamente, come un originale esperimento di rivolgimento sociale guidato dall'alto. Mi piacerebbe sollecitare il professore a comporne un breve profilo. Dunque sì, premesso che quasi tutto quello che sappiamo di Totila lo sappiamo grazie al solito Procopio, naturalmente. L'unico altro elemento importante che abbiamo sono le monete che coniava, le quali ci pongono un piccolo problema perché dalle monete scopriamo che non si chiamava Totila, si chiamava Baduila. Sulle sue monete c'è scritto Baduila Rex. E invece Totila è il nome che usa Procopio. Qualcuno ha suggerito che siano entrambi dei diminutivi. In effetti questi nomi che finiscono con ila sono diminutivi della lingua gotica e potrebbe essere 2 diminutivi da un nome, lo dico visto che al nostro amico appassiona il personaggio, che si sarebbe chiamato Totabadus in buon gotico e avrebbe avuto quindi questi 2 possibili diminutivi, sia Totila sia Baduila. Detto questo, Totila è certamente un personaggio interessante. Quando Procopio descrive la sua ultima battaglia, quella in cui sarà sconfitto e ucciso dai bizantini, fa questa descrizione straordinaria. Ancora una volta ci sono i 2 eserciti schierati uno di fronte all'altro e prima che la battaglia si scateni, Totila esce a cavallo e nello spazio libero fra i 2 eserciti comincia a giocare con la lancia, a far vedere come la sa usare bene, bilanciarla, passarla da una mano all'altra.
passa davanti al suo esercito e a quello nemico facendo vedere com'è bravo, coperto di ferro e coperto d'oro e di porpora, perché ha un'armatura dipinta d'oro con gemme e pezzi di tessuto di porpora, tessuti imperiali, quindi ecco. E l'immagine di questo guerriero barbaro che fa questo rituale barbaro, no? Di far vedere al nemico quanto sono bravo prima di cominciare il combattimento. Su un cavallo poderoso, scaglia il giavellotto in aria, lo riprende al volo. E contemporaneamente è un re nella tradizione romana, appunto, coperto di porpora come un imperatore romano. Lì veramente abbiamo una fotografia dell'epoca delle invasioni barbariche straordinaria. Dopodiché l'esperimento sociale a cui alludeva Andrea consiste in questo, che Totila, quando è in guerra contro i bizantini, per rafforzare il suo esercito, libera gli schiavi, li arma e li incorpora nel suo esercito. Ora, non c'è dubbio che era una cosa rivoluzionaria, ma non nel senso che ci fosse dietro chissà quale progetto di riforma sociale, di abolizione della schiavitù. Non c'è niente del genere, lui ha solo bisogno di uomini. L'aspetto rivoluzionario è che i romani, anche quando avevano un disperato bisogno di uomini, gli schiavi non li armavano, perché avevano troppa paura. Dopo la guerra di Spartaco, la grande rivolta degli schiavi in Italia, i romani a nessun costo hanno mai più messo le armi in mano ai loro schiavi. E invece Totila lo fa. E questa indubbiamente, come dire, è una cosa estremamente innovativa. Però attenzione, perché, come dire, se in base ai nostri valori attuali decidessimo di innamorarci di Totila perché voleva abolire la schiavitù, lì staremmo andando probabilmente un pochino troppo in là. Ecco. Tempo scaduto. E ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Grazie a tutti e ci risentiamo presto. E a conclusione di questo episodio la segnalazione di un libro, Soldati e guerre a Bisanzio, il secolo di Giustiniano, del professor Giorgio Ravegnani, che ripercorre le campagne di riconquista, come anche quelle difensive, combattute da Bisanzio, descrivendo gli assedi, le battaglie di terra, di mare, ma anche la diplomazia, le formazioni militari e le tattiche, senza tralasciare i costi della guerra. Buona lettura. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post-produzione e montaggio Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloaBarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998.